Buongiorno a tutti. Dopo il successo dell'anno scorso della musica in piazza, abbiamo deciso anche quest'anno di ripetere l'esperienza, invitando una serie di musicisti e di gruppi che potranno allietare la nostra estate. I gruppi sono Rigea Big Band, poi c'è Lorenzo Campani. Ci sarà una giornata il 18 luglio di musica al parco, ci sarà il concerto dei Savannah Funk, per i più giovani Young Corrado, inoltre il ritorno di un'artista vittoriese, Serena Rizzetto, per concludere a settembre con il tradizionale concerto di Yuri Bashmet e i solisti di Mosca. Un programma sicuramente variegato, che spazia nei vari generi musicali, dalla musica più colta, classica, alla musica più popolare, alla musica folk, andando incontro a tutti i gusti. E quest'anno inauguriamo questo percorso musicale con un nuovo logo e quindi delle nuove locandine, ed è un logo, vedrete, molto interessante perché riprende l'immagine del volto di quello che è il nostro Genius Loci di Lorenzo da Ponte. L'immagine è ripresa da un dipinto che si trova all'interno del Museo del Cenedese, reinterpretata in chiave moderna, molto colorata, in chiave pop, con quei colori che caratterizzeranno anche, per la loro particolarità, i vari generi musicali dei concerti che ascolterete. Ci saranno i due colori istituzionali, ovviamente, il blu e il rosso, e poi ci sarà il colore giallo, indicativi appunto di ogni genere. Perché Lorenzo da Ponte? Perché è piaciuta molto l'idea di utilizzare questo logo, perché sempre di più siamo convinti che questa figura di letterato, grande librettista di Mozart, di viaggiatore per il mondo, debba essere l'immagine che caratterizza la nostra città, deve essere l'immagine che rende la nostra città riconoscibile, deve essere il nostro testimone, l'ambasciatore della nostra cultura nel mondo. Buona estate in musica a tutti!